Vignole qua che è una delle rappresentanti del comitato che è a favore della nuova viabilità di Arco. Perché sta viabilità di Arco la te piace così tanto? Perché crea una marea di colonna e così io ho tempo da perdere e mettermi nella colonna. Esatto. Ho colonna andando sia verso Arco che verso Riva, perché Esatto. Ovviamente trovandomi la rotonda dall'altra parte mi blocca il traffico dall'altra parte. Quindi è una viabilità che a te va benissimo, no? Sì, a me piace proprio tanto mettermi Ecco, in colonna. quindi bisognerebbe confermarla a sto punto. Direi di no. In che senso di no? Bisogna trovare un'altra soluzione. Ecco, Assolutamente, perché così non può reggere. In che senso non può reggere? C'è più inquinamento, innanzitutto a causa appunto delle continue colonne che si creano. Per fare un esempio, l'altro giorno mia figlia, tornando da scuola da Trento col pullman, mi ha, parole sue, detto 20 minuti dal ponte lei scende qua all'Ischia. Ci metto di più a venire da Arco a Arco che da Trento ad Arco. Tante altre ragazze arrivano in ritardo a scuola per via dei pullman. Noi stessi ci mettiamo più di 20 minuti per raggiungere l'altra parte di Arco adesso. I correttivi? Che altre possibilità ci possono essere? Stavo pensando così, dopo non lo so, a questo punto magari creare il senso unico da una parte e il senso unico dall'altra, però tenendo via della cinta a doppio senso, o semplicemente aver fatto una rotonda qua, che era più scorrevole. Esatto. Come mi sta indicando anche tanta gente là dietro. Ho capito. Così, da quello che si è capito, lasciandolo com'era, che è 100 anni che c'è su, lasciarlo com'era, che non dava nessun fastidio a nessuno. E combattere la stupidità amministrativa. Combattere la stupidità amministrativa. Fai una regala della Windows. Capito? Esce pure la regala. su quello non Che si dico, spiegano qual ma era il problema prima? Qual era il problema prima? Non andava bene prima? Perché? Qual è il problema di prima? Esatto. Ma mettiamo che vogliono anche togliere il traffico d'Arco, perché è quello l'intento, dalla statale principale di Arco. Però non ci sono alternative su questa viabilità come ci sono a Riva. A Riva in tanti punti posso arrivare in centro, ho un parcheggio anche centrale interrato dove posso comunque andare, posso arrivarci da 3 parti. Arco ce n'è una strada, una sola, non si può fare il giro dalla circonvallazione e soprattutto non si può eliminare la comunicazione Santa Caterina o comunque via Capitelli con il ponte, perché non mi puoi obbligare ad andare ad immettere nessuna statale circonvallazione dove comunque è sempre intasata. All'altezza del Poli e anche dall'altra parte ci sono sempre, noi lo vediamo perché la colonna arriva fino a qua. Noi anche qua viviamo perennemente con le macchine colonnate, anche per noi insomma non è proprio bello avere tutte queste emissioni di gas. Esatto. Grazie. Prego.